Ciao a tutti! My name is Annalisa Pompeo. I'm a Sicilian chef and I do Sicilian cooking classes. Today we are here in Casa Barbadoro, in the middle of the Valley of the Temples, to meet the director of the Parco della Valle dei Templi. Roberto Sciarratta, in fact, is the director of the Valley of the Temples, and we are going to meet him to discover and talk more about Diodoros brand. Siamo in compagnia del nostro carissimo direttore Sciarratta. Direttore, nel 2005 nasce il progetto Diodoros per proprio valorizzare non solo le bellezze architettoniche ma anche quelle paesaggistiche di 1300 ettari, che sono proprio quelli in cui la Valle dei Templi persiste ed esiste. Che cosa ci racconta? Dall'istituzione della legge che ha avuto l'intuito di mettere assieme due realtà che sono presenti da centinaia di anni in questa area, cioè l'aspetto archeologico e l'aspetto paesaggistico. Diodoros da dove nasce? Nasce dalla valorizzazione di uno di questi aspetti, che è quelli del paesaggio. Quindi noi avevamo questa mission che era cosa? Il recupero del paesaggio, il mantenimento delle tradizioni che avevano reso questo paesaggio un paesaggio unico e il cui connubio con il mondo archeologico ha fatto sì che quest'area diventasse così bella, soprattutto da vivere. E quindi da subito abbiamo messo in campo le nostre sinergie ed energie in un rapporto tra pubblico e privato che ha fatto sì che il progetto Diodoros fosse una delle costole importanti di questo parco archeologico. Un onore e un onere. Dalla selezione dei produttori che si prendessero proprio cura di tutti gli alberi e della vegetazione comunque presente dentro la valle. Quali sono stati i criteri? Ovviamente le misure che abbiamo messo in campo per il recupero e mantenimento di queste aree sono le misure che vengono dettate da un utilizzo razionale e biologico di queste aree. Noi non facciamo agricoltura, qui manteniamo il paesaggio e quindi il nostro dovere è stato quello di improntare questo progetto a linee guida che tenessero conto di questi aspetti, per cui il rapporto con il privato come è stato? È stato un percorso che ci ha visti a poco crescere e che si è basato su queste linee guida che erano quelle del mantenimento del paesaggio, il mantenimento dei nostri meravigliosi olivi, il mantenimento e ripresa delle nostre aree destinate a viticoltura, e così poi siamo cresciuti con il miele, con il ripopolamento dell'ape nera melliflua, e abbiamo in cantiere altri progetti, ma sono quelli che vengono da una metodologia di recupero di paesaggio in maniera tradizionale e quindi in assonanza con la politica di valorizzazione e restauro che lega tutti gli aspetti del parco archeologico. Noi stiamo vivendo questo viaggio in uno dei posti più suggestivi della Valle dei Templi, uno dei tanti. Siamo a Casa Barbadoro. Cosa ci dice di questa location? Il posto è meraviglioso come tutta la valle, devo dire. Siamo a valle della cinta muraria della vecchia città, e questo è un immobile che è stato restaurato anni fa e che abbiamo già utilizzato per manifestazioni di tipo culturali, ma che intendiamo trasformare rispetto alle finalità del progetto Diodoros, per cui abbiamo individuato risorse tecniche e risorse economiche per poter far sì che Casa Barbadoro diventi l'immobile, il luogo dove questo progetto inizia e viene narrato, per cui ci sarà un'esposizione, una riqualificazione degli ambienti che abbiamo nel passato restaurato senza uno specifico fino, ma che oggi saranno adattati al progetto Diodoros, che da qui parte e qui avrà la sua casa dove ospitare questo meraviglioso viaggio che abbiamo deciso di intraprendere.
Un viaggio che inizia quindi qua con noi a Casa Barbadoro, insieme al direttore Sciarrat, insieme a tutta la comunità dell'ente parco, e che arriverà a casa vostra, se lo vorrete, se vorrete insomma anche degustare, assaggiare e visitare la nostra cara Valle dei Templi.